Ben ritrovati a tutti, oggi sabato 23 dicembre, ormai antivigilia di Natale, siamo vicinissimi a celebrare questa grande festa della nostra fede che ci riaccende a una vita più piena. Oggi incontriamo di nuovo la famiglia Zaccaria e Elisabetta che vivono l'esperienza della nascita del loro figlio Giovanni Battista. Il brano è preso da Luca, capitolo 1, versetti 57 e 66. Per metterci in ascolto invochiamo il dono dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati all'istante. Gli si aprì la bocca e si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo, chi sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Arriviamo così al termine di questa settimana, pronti per celebrare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, Gesù Cristo, e veniamo portati, dopo aver ascoltato la storia di queste due famiglie, di come Dio le ha visitate, Maria e Giuseppe, Zaccaria e Elisabetta, di come ha raccolto il loro desiderio di vita, di come ha fatto una proposta in un annuncio di un dono per una vita più piena, rispetto alla quale loro si sono decisi. Arriviamo oggi a contemplare la nascita del Battista, Giovanni. Proprio Giovanni vuol dire Dio fa grazia e usa misericordia. Ecco, lui, potrebbe essere proprio lui oggi la figura, anche se non dice niente, non fa niente, nasce solo, però il suo esserci ci dice una realtà importante, che Dio fa grazia e usa misericordia. Questa è la cosa più importante. Continuamente il Signore è impegnato nella vita di tutti quanti, uomini di ogni tempo, credenti e non, ad elargire la sua grazia e usare misericordia. E notate come questa realtà, questo suo muoversi di Dio che si manifesta in questa nascita, genera una novità attorno a tutti. Infatti Dio si rivela come colui che fa nuove le cose. Le fa nuove nella vita matrimoniale di Zaccaria e Elisabetta, le fa nuove perché fa cose antiche ma con una diversità sempre nuova. Nessuno si chiama così nella tua parentela. Perché lo chiami Giovanni? Si chiamerà Giovanni. D'altronde l'angelo l'aveva chiamato Giovanni nell'annuncio a Zaccaria. Il nome è nuovo, una novità. E singolare, Giovanni poi sarà colui che porterà una novità radicale nel rapporto tra Dio e l'uomo.
in Gesù questo si realizza, lui che è uomo Dio realizza il rapporto nuovo, però già Giovanni come precursore nella sua vita lo rivela pienamente, c'è un modo diverso, nuovo di vivere il rapporto di Dio con l'uomo, dell'uomo con Dio. Diciamo che lui, il suo nome, la sua persona, tutta la sua esistenza, da partire dal suo concepimento, rivela questa novità, questa radicale novità. C'è una religiosità diversa da vivere, c'è un rapporto matrimoniale diverso da vivere, c'è un rapporto di amicizia diverso da vivere, istituzionale diverso, ogni cosa viene fatta nuova. E questa novità viene percepita. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva usato in lei grande misericordia e si rallegravano. Alla nascita tutti furono meravigliati, tutti coloro che udivano e custodivano questa cosa che è successa nel loro cuore, dicendo che sarà mai questo bambino. Notiamo attorno alla vita di questa famiglia anziana, che a questa nascita, un coinvolgimento enorme di persone che vivono con lode, meraviglia, con inquietudine anche questa novità che Dio sta attuando. Così è anche per noi il Natale che ormai stiamo per vivere, è questa novità che ci apre alla lode perché Dio ci sta usando misericordia, ci apre alla meraviglia, lì dove proprio non pensiamo Dio nasce e desidera nascere, che sia in situazioni fuori di noi, che sia in alcune realtà dentro di noi. Dio in quelle realtà vuole nascere, ci meraviglia, anche se ci lascia inquieti perché rispetto a questa nascita, che sarà mai questo bambino, siamo chiamati a prendere posizione, posto, dobbiamo deciderci per cosa vogliamo fare, se vogliamo accogliere questa novità e viverla anche noi. Bene, al Signore allora rivolgiamo, lo invochiamo con l'antifona dell'Avvento, dice proprio così: O Emanuele, nostro Re e Legislatore, speranza delle genti e loro Salvatore, vieni e salvaci, Signore nostro Dio. Oggi, sabato 23 dicembre, ultimo sabato, ormai finisce la novena, due auguri bisogna fare. Il primo è al nostro Vescovo Corrado, che compie gli anni oggi, e vogliamo fare tanti auguri, dopo riceveremo la benedizione anche per lei. Ricordiamoci tutti di pregare per lui, che ci accompagna nel nostro cammino di vita, di fede, e chiediamo ogni dono dello Spirito Santo per la sua vita. Gli facciamo tanti auguri. E poi l'augurio a tutti quanti noi di un buon Natale ormai prossimo. Apriamoci, ormai il Vangelo in questi giorni ci ha detto, apriamoci a credere che Dio nel suo Spirito continuamente usa misericordia, attua. Apriamoci a credere per la nostra vita e per la vita degli altri. Riceviamo questo grande dono, ci facciamo un grande augurio di buon Natale. Augurio a tutti voi, telespettatori, Tena TV, Radio Palazzo Carli, a Tena TV stessa che ci fa queste riprese, a Federico, e riceviamo la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dietro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon Natale.